Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Caos sanità in Sicilia, la leader del PD Elly Schlein a Trapani attacca il governo sui ritardi nei referti istologici, è una vergogna. A Messina, dopo le morti sospette, chiusa un'altra sala operatoria dell'ospedale Papardo, riscontrate anche questa volta la presenza di batteri. Trapani, nel giorno del ricordo delle vittime della mafia, 50.000 persone in corteo, Don Ciotti, presidente di Libera, i familiari hanno diritto alla verità. Calci e pugni contro il commissariato di Sant'Agata di Militello nel Messinese, dopo l'arresto del fratello finisce in manette anche lui. Palermo, nel quartiere Zen, blitz dei carabinieri, 2 arresti e 87 denunciati dopo le violenze e gli assalti delle ultime settimane, sequestrate armi e droga. Il referendum del grembiule in una scuola di Palermo vince a maggioranza il no all'obbligo di indossarlo sempre in classe. La dirigente scolastica prova di democrazia. Calcio, Catania obiettivo 4° posto, i rossazzurri di Toscano all'assalto del Crotone per migliorare il piazzamento play-off e confermare i recenti progressi. Trasferte in Campania per Messina e Trapani. Buongiorno, bentrovati. In apertura lo scandalo dei referti a Trapani, l'eco non si spegne e c'è stata anche un'ispezione del PD all'ASP. La segretaria del partito Schlein dice è una vergogna, adesso serve l'immediata assistenza sanitaria. Roberta Lunghi. Si aggiungono voci ad ispezioni ed esposti nei confronti del manager dell'ASP di Trapani Croce, che resta al suo posto dopo lo scandalo dei referti istologici consegnati in ritardo, con i ben 206 scopertisi malati di cancro anche 8 mesi dopo l'esame effettuato. Anche la leader del PD, Elly Schlein, a margine del corteo a Trapani per le vittime della mafia, ha detto la sua sul tema, spostandosi proprio nella sede dell'ASP per un'ispezione del PD. È una vergogna assoluta, non lo si può tollerare, bisogna che l'investimento nella sanità pubblica aumenti, questo in Sicilia che ne ha fortemente bisogno, manca personale nei reparti, bisogna assumere nuovi medici e infermieri nei reparti, noi abbiamo indicato al governo dove trovare 5 miliardi in più per la sanità pubblica, ma a questo governo non interessa la sanità pubblica. La visita ispettiva di oggi, ha proseguito Schlein, ha confermato tutta la drammaticità della situazione. Abbiamo chiesto non solo le scuse pubbliche da parte dell'ASP di Trapani, ma adesso anche l'immediata assistenza sanitaria. Intanto, mentre anche il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Trapani per fare luce su gravi ritardi nella refertazione degli esami istologici, si attende l'esito dell'ispezione dal Ministero della Salute, che, secondo indiscrezioni, sembra necessiti di ulteriori approfondimenti. All'ospedale Papardo di Messina chiude una nuova sala operatoria. Anche in questo caso è stata riscontrata la presenza di batteri. Francesco Triolo. Non c'è pace per il complesso operatorio dell'ospedale Papardo di Messina. Un'altra sala operatoria è stata chiusa per la presenza di batteri con valori ritenuti inaccettabili. Si tratta della sala numero 8 a chirurgia ed in questo caso il blocco dell'operatività non è stato disposto dalla magistratura ma direttamente dal direttore sanitario dell'ospedale Paolo Cardia. Dopo l'apertura dell'inchiesta sulle morti sospette a cardiochirurgia, che è ancora in corso e nei mesi passati aveva portato alla chiusura di 2 sale operatorie riattivate solo di recente, è stato avviato un monitoraggio a tappeto di tutte le strutture e questo è il primo risultato delle ulteriori verifiche avviate dall'azienda. Sarà quindi necessario adesso procedere alla revisione dei protocolli di pulizia e sanificazione per far ritornare operativa la sala, che potrà avvenire solo dopo nuovi accertamenti. Tutto questo mentre in procura va avanti l'inchiesta sulle morti sospette del reparto di cardiochirurgia e dopo l'esclusione di una causa meccanica delle valvole impiantate, resta in piedi proprio la causale batterica, principale ipotesi che hanno formulato i magistrati per spiegare le morti dovute a gravi infezioni. E ieri è stato un 21 marzo di rinascita per la città di Trapani e per l'intero territorio. Le strade della cittadina si sono riempite di giovani, un segnale forte richiama l'urgenza di un cambiamento. Il vento della legalità è tornato a scuotere le coscienze di tutti, grazie a Libera di Don Ciotti. Laura Spanò.
È stata una grande bandiera della pace ad aprire la marcia per celebrare il 21 marzo a Trapani. In 50.000 hanno sfilato per le vie del centro storico per raggiungere poi piazza Vittorio Emanuele. Alla giornata promossa dall'Associazione Libera, di cui Don Luigi Ciotti è una delle anime, hanno preso parte oltre 500 familiari di vittime innocenti provenienti dall'Italia e dall'estero, moltissimi giovani. Per la lettura dei 1101 nomi, molti dei quali stranieri, sul palco si sono avvicendati uomini della Chiesa, magistrati, familiari di vittime della mafia, giornalisti, avvocati, imprenditori, sindaci, rappresentanti delle forze dell'ordine, semplici cittadini, giovani e adulti. Un rosario interminabile che ha messo i brividi e che fa riflettere sull'importanza di fare rete, di mantenere viva la memoria, di non lasciare sole queste persone che grazie a Libera hanno trovato la forza di continuare a combattere per avere verità e giustizia. Mentre dal palco Don Luigi Ciotti ha tuonato: l'80% di voi familiari non conoscete la verità o conoscete solo una parte di verità. E allora siamo ancora qui tutti insieme per ribadire il bisogno di verità, il diritto alla verità. E tra il lungo elenco di nomi letti da Libera di vittime innocenti di mafia c'è anche quello di Giuseppe Montalto, poliziotto trapanese, eliminato perché aveva impedito i contatti tra i boss in carcere. Sentiamo il ricordo della moglie. Ha visto il marito morire sotto i colpi dei killer di Cosa Nostra. Liliana Riccobene è la vedova dell'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto. Quel 23 dicembre 1995 era in auto con Giuseppe e con la figlioletta di 10 mesi. Era incinta Liliana. A distanza di 30 anni mantenere viva la memoria di Giuseppe, ucciso per fare un regalo ai boss del 41 bis, è diventata la sua ragione di vita. Stamane Liliana era assieme alle 500 famiglie giunte da tutta Italia a Trapani per la 30ª giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie. Quest'anno cade anche il 30° dell'uccisione di mio marito, quindi c'è un'emozione. Come vedete mi sono portata Giuseppe a camminare di nuovo tra le vie della sua città che lui amava tanto, Trapani. Infatti siamo venuti qui perché lui amava questa città del vento, del mare. Sono emozionata. Però tu sei una donna forte e hai portato avanti la memoria Sì, io ci tengo, finché le mie gambe mi portano io verrò sempre. Il 21 marzo, oggi giorno della primavera, di rinascita. Speriamo che qui nel trapanese si comprenda che la mafia c'è, che è subdola comunque, anche se non ci sono più le uccisioni, le stragi, comunque c'è, è presente. E noi qui oggi vogliamo dimostrare che si può combattere tutti insieme. Nel Messinese un ventenne è stato arrestato dopo un'escalation di reati commessi tra Sant'Agata di Militello e Rocca di Caprileone lo scorso gennaio. Tra questi anche un assalto a commissariato dopo l'arresto del fratello. Emanuela Corsi. Dovete morire tutti, bastardi, pezzi di, sbirri di. Aprite questa porta, aprite o la sfondo a calci. Era il 24 dicembre quando un ventenne davanti al commissariato di Sant'Agata di Militello nel Messinese cercava di sfondare il portone d'ingresso con calci e pugni e minacciava gli agenti che avevano arrestato il fratello per droga. Se non aprite torno con la macchina e la sfondo, vi scasso tutti, vi ammazzo tutti, vi scanno tutti, vi mangio il cuore, continuava ad urlare. Questa è solo una delle tante azioni criminose che lo hanno reso protagonista negli ultimi 2 mesi, per le quali è stato arrestato da polizia e carabinieri con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il giovane è stato individuato la prima volta grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per il furto di uno scooter. Poi il ventenne ha incendiato un'associazione ricreativa perché pochi giorni prima non gli era stato consentito l'ingresso da parte dei titolari. Lo vediamo in queste immagini mentre cosparge di benzina la porta d'ingresso e appicca il fuoco. Qui invece lo vediamo mentre assalta un bar sala giochi di Rocca di Caprileone assieme a 2 complici, un 36enne e una ragazza di 21, per i quali è scattato l'obbligo di dimora. I 3, dopo essere entrati nel locale, hanno minacciato il titolare del bar e picchiato i clienti con schiaffi, pugni e calci, scagliandogli contro sedie e stecche da biliardo e pretendendo la somministrazione gratuita di bevande alcoliche. Per tutti l'accusa è di estorsione aggravata nei confronti del titolare.
Droga, armi e allacci abusivi, raffica di controlli a Palermo, 2 arresti e 87 denunce allo Zen. Sentiamo Marco Gulla. Dopo le auto incendiate, i ferimenti, i colpi di pistola sparati verso le saracinesche, arriva la risposta delle forze dell'ordine allo Zen. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 2 giovani di 20 e 29 anni, accusati a vario titolo dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni. All'interno di un box in uso al più giovane dei 2 arrestati, i carabinieri hanno rivenuto 182 grammi di marijuana e 1,6 kg di hashish suddiviso in 16 panetti. Nel box del 29enne, che per eludere il controllo ha aggredito con calci e pugni i militari, sono stati invece rinvenuti e sequestrati cocaina, hashish, armi, munizioni e 28.000 euro in contanti. Inoltre i carabinieri hanno anche proceduto al ritiro cautelare di 7 fucili, una carabina, una pistola, una balestra, 120 cartucce di vario calibro, 1 chilogrammo di polvere da sparo. Una risposta concreta agli episodi di cronaca che hanno interessato lo Zen in questi ultimi giorni. È arrivata la primavera, si risveglia la natura, ma è un periodo difficile per chi soffre di allergie. Sentiamo i consigli dell'esperta. Per qualcuno è solo un fastidio lieve, per altri un vero e proprio ostacolo alla qualità della vita. Parliamo di allergie, un tema che soprattutto con l'avvento della primavera, iniziato ufficialmente oggi, coinvolge una buona fetta della popolazione. Parliamo del 40% della popolazione italiana. È un numero elevatissimo. È 1 su 4, 1 su 5 e questi numeri tra l'altro stanno aumentando in maniera vertiginosamente negli ultimi anni. E ovviamente le società scientifiche hanno cercato di darsi anche una risposta. Il cambiamento climatico, che ha allungato il periodo di fioritura e aumentato la concentrazione di pollini nell'aria, tra le cause principali, tanto che negli ultimi anni sono moltissimi i nuovi allergici. Addirittura la predisposizione genetica pare che sia un fattore che prima si pensava fosse il fattore scatenante predominante, ora è diventato invece il meno imputato. C'è chi si ritrova a dover evitare le uscite all'aria aperta proprio nei mesi in cui il clima è più piacevole e chi è costretto a ricorrere a farmaci antistaminici per alleviare i sintomi, coinvolti in modo significativo anche i bambini, 1 su 5 è affetto da asma. Poi l'asma diventa una malattia non solo invalidante, ma è una malattia che per il suo trattamento soprattutto in acuto, quindi utilizzando corticosteroidi per via sistemica, insomma in fiale o per bocca, porta poi delle altre patologie più importanti. Ma limitare i danni, secondo gli esperti, è possibile. Alcuni accorgimenti possono migliorare il tenore di vita degli allergici. Indossare la mascherina aiuta, tenere per esempio i finestrini sollevati in macchina e un altro accorgimento ancora, chiudere le porte nelle ore più calde della giornata, perché quello è il momento da mezzogiorno alle 15 in cui la concentrazione di pollini è massima. E in città la vegetazione spontanea non curata può contribuire ad acuire questi disturbi. Sentiamo Tonino De Mano. Se le dico maledetta primavera, lei cosa pensa? Alla canzone o alle allergie? Ad entrambe perché comunque sono un soggetto allergico. 9 milioni di italiani alle prese con l'allergia e il verde incolto delle nostre città acuisce il problema. In centro o in periferia cambia poco, così Catania somiglia tanto ad un enorme cespuglio dove anche i marciapiedi sono Flimiz. Guardate lo stato d'abbandono di Viale Tirreno, siamo a Trappeto Nord, con il passaggio pedonale praticamente ostruito dalla vegetazione. Un pericolo in più per i pedoni, costretti ad utilizzare la sede stradale per proseguire il cammino. Verde indesiderato alle fermate dell'autobus e anche in piazza Aldomoro, dove si mimetizza pure un cestino. Forse anche per questo non trabocca di rifiuti. Secondo lei quanto influisce il fatto che le città non siano curate? Abbastanza, perché anche se le avessimo, d'accordo, le allergie ci sono maturate col tempo, assolutamente sì, però ovviamente adesso sono anche in crescita. Questo penso abbastanza, ci sono delle ricerche che lo dimostrano, però purtroppo. E che dire di Piazza Ortigia, sempre a Trappeto Nord, con erbacce, rovi e anche fiori che ricoprono ogni cosa. Da queste parti il rischio incendi, in vista della stagione estiva, è sempre più elevato. È una zona abbandonata dove noi da 2 anni con questi documenti abbiamo chiesto all'amministrazione centrale di intervenire. Si parla tanto di prevenzione stradale ed invece sul Viale Tirreno è pericolosissimo soprattutto per i pedoni. Perché? Perché non vengono osservate ad 1 metro dalla careggiata le erbe che incolte crescono e non ci danno la possibilità di camminare in sicurezza. Allergie
parietaria vanno a braccetto, cresce ovunque, sui muri, sui marciapiedi, per terra e in ogni angolo, per buona pace di chi convive con naso che cola, occhi che lacrimano e nei casi più gravi, con crisi asmatiche. E cominciano oggi le giornate FAI di primavera, sino a domani sono 400 i siti aperti e visitabili in Sicilia, a Catania 12 e chi volesse fare una passeggiata fuori città nella Valle dell'Alcantara potrà scoprire un gioiello bizantino pienamente fruibile grazie anche alla ripulitura straordinaria del sito da parte di un gruppo di volontari appartenenti alla base della Marina degli Stati Uniti di Sigonella. Sarà inoltre visitabile la mostra Le donne che ricamano il futuro, un omaggio all'arte del ricamo e del famoso punto Castiglione. E adesso ci fermiamo per una pausa, poi parleremo di grembiulini a scuola. Ci vediamo tra poco. A Palermo il grembiule divide i piccoli studenti, vince a maggioranza il no all'obbligo di indossarlo sempre in classe. Nel referendum alla scuola Rita Borsellino la dirigente scolastica dice è stata una lezione di democrazia. Marco Gulla. Da oggi gli alunni della Rita Borsellino di Palermo saranno liberi di non indossare più il grembiule. Nel tanto discusso referendum grembiule sì, grembiule no, ha vinto infatti il fronte del grembiule solo al bisogno. 289 voti contro i 107 per il grembiule sempre. E così in una votazione durata per 2 giorni 530 bambini per la prima volta si sono approcciati alla loro prima votazione. Ha vinto il grembiule al bisogno con larga maggioranza, ma soprattutto ha vinto la democrazia, l'esercizio della democrazia, ha vinto la scuola come esperienza, come compiti di realtà, come possibilità di ascolto profondo dei bambini. Il percorso referendario iniziato a novembre ha trasformato la questione del grembiule in un'opportunità di apprendimento trasversale. Gli studenti hanno formato comitati, creato slogan e organizzato dibattiti. I primi giorni di febbraio, quando c'è stato un forte caldo, allora a quanto pare i bambini hanno detto agli insegnanti che avrebbero voluto togliere il grembiule mentre erano fuori in cortile durante la ricreazione e i docenti hanno detto no, c'è una regola, allora stavano proprio lavorando al testo argomentativo, il maestro è stato così abile a dire ma se volete argomentate delle motivazioni e proponete alla preside se si può togliere il grembiule. E quindi addio grembiule, ha vinto la democrazia. E ad Agrigento, capitale della cultura, arriva un pass, un biglietto unico che permetterà ai visitatori di accedere a 5 luoghi simbolo della città. Vediamo di che si tratta con Davide Sardo. Un solo ticket per scoprire la storia e l'arte di Agrigento. Con 28 euro e una validità di 72 ore, i turisti potranno visitare la Valle dei Templi, il Museo Archeologico Griffo, la Cattedrale di San Gerlando, il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Maria de' Greci. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra il Parco Archeologico, l'Arcidiocesi di Agrigento e Coop Culture, con l'obiettivo di rendere più accessibile e attrattivo il circuito culturale cittadino. Mettiamo in relazione due parti di una città meritevole di essere visitate, meritevole di essere offerte ad un pubblico non solo della valle, ma un pubblico che possa apprezzare e ammirare le bellezze di Agrigento nella sua totalità. Gli spostamenti tra la valle e il colle di San Gerlando saranno garantiti dai minibus elettrici già in servizio. Questo progetto del biglietto combinato che mette insieme i siti del Parco Archeologico in Agrigento e i siti del percorso Arte Fede Mudia sul colle di Agrigento permetterà al visitatore di avere una visione completa di quella che è l'offerta turistico-culturale della città di Agrigento. Un'azione strategica dunque per rendere Agrigento sempre più una destinazione turistica di qualità, capace di coniugare archeologia, arte e fede in un'unica esperienza di viaggio. Adesso ancora una breve pausa, poi il calcio con Catania, Messina e Trapani. A tra poco. Eccoci al calcio. Catania, obiettivo 4° posto, i rossazzurri di Toscano all'assalto del Crotone per migliorare il piazzamento playoff e per confermare i recenti progressi. Tonino De Mana.
Dopo la vittoria nel derby contro il Messina, il Catania va all'assalto del Crotone per allungare la miniserie positiva e cercare di migliorare la posizione di classifica in vista dei play-off, tenendo presente che un'eventuale ed auspicata vittoria contro i calabresi avvicinerebbe gli etnei al quarto posto, a quel punto distante solo una lunghezza. Vincere aiuta a vincere, lo sa bene mister Toscano, che alla luce delle ultime convincenti prestazioni potrebbe confermare l'11 schierato contro il Messina con Lunetta nella posizione di trequartista. Insomma, squadra che vince non si tocca per tradizione e per necessità, visto che bisogna fare conti con le prolungate assenze di Inglese e Guglielmotti. Ultimi allenamenti di rifinitura che forniranno ulteriori indicazioni al tecnico, che confida anche sul calore del Massimino, un alleato da ritrovare in vista del rush finale. E l'apporto dei tifosi sarà importante per domare il Crotone, reduce dalla vittoria sulla capolista Cerignola, che di fatto ha riaperto il discorso promozione a vantaggio dell'Avellino. Mezzogiorno domenicale di fuoco al Massimino per una sfida dal sapore play-off, da giocare a viso aperto e con una degna cornice di pubblico. Trasferte in Campania per Messina e Trapani. I granati giocano oggi pomeriggio a Cava dei Tirreni, mentre i giallorossi domani sono ospiti del Giuliano. Sergio Colosi. A Giuliano il Messina cerca punti e gol per agganciare il play-out con la Casertana, che oggi non si disputerebbe per le 9 lunghezze di differenza tra le due squadre. Comincia per i giallorossi un mini torneo di 5 giornate e un turno di riposo. Il Messina, scortato dall'affetto dei tifosi ma devastato dai risultati, dalle penalizzazioni e dalle problematiche societarie, prova l'impresa contro un Giuliano tornato in corsa per i play-off dopo la vittoria di Trapani. Banchieri ritrova in mediana Crimi e Buchel, Muscoli e Fosforo dell'11 peloritano. Pronto al rientro anche Gianfi sulla destra, recuperato in difesa Marino con Dumbravano ancora squalificato e impegnato con la nazionale moldava. Sul fronte societario c'è movimento ma nulla di sostanziale. Il gruppo americano, in attesa del closing, ha offerto ai proprietari la copertura delle prossime spese con la formula del prestito sostenuto da idonee garanzie. Un'azienda italiana operante nel settore dell'energia e degli impianti fotovoltaici ha presentato ieri una manifestazione di interesse. Passa dalla Campania anche il futuro in chiave playoff del Trapani, impegnato oggi pomeriggio a Cava dei Tirreni per l'operazione aggancio a quota 35. Ad un Trapani al completo che ha perso le ultime 4 partite risponde una cavese in serie utile da 5. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.